Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti per iniziare la settimana e la giornata in maniera un po' più smart su quello che è successo la scorsa settimana. E cominciamo con una delle notizie più importanti, ovvero gli Stati Uniti hanno ripreso le ostilità nei confronti dello Stato islamico dell'Iran, e parliamo di bombardamenti che a volte rischiano di essere ancora più gravi di quelli passati per il regime iraniano, che però attenzione, non cede e anzi con il suo nuovo leader parla di un Trump che ha una firma, che ha una possibilità di accordi che però in realtà è inesistente. Perché secondo il leader iraniano la parola di Trump non vale molto. Ma attenzione, Trump lunedì scorso, proprio dopo nostro appuntamento, ha avuto un'intervista in cui ha dichiarato di poter in questo momento, secondo lui, mettere anche fine alla vita dei nuovi leader dell'Iran, e quindi stanno venendo osservati, e questo ovviamente fa il paio con la dichiarazione, ricorderete, di un Iran che deve essere bombardato nel caso mettesse poi invece l'Iran stesso fine alla vita del presidente Trump della scorsa settimana, che abbiamo già analizzato. È importante anche questo per capire come si muove gli Stati Uniti, come si muove la macchina militare degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma la politica americana è divisa su un fattore molto importante, ovvero gli aiuti allo Stato di Israele, perché abbiamo visto come circa metà dei democratici e più hanno protestato con queste nuove misure di aiuto e hanno cercato di sabotare il voto. Si parla però tra l'altro di una sconfitta dello schieramento anti-Israele sempre più risicata, e parliamo anche quindi di una sconfitta che però per ora si parla, attenzione, di 314 a 104 voti, ma che in precedenza queste votazioni avevano una maggioranza schiacciante. Quindi sembra che i democratici vogliano mostrarsi anche lontani da Israele, però in realtà andando anche contro gli interessi degli stessi Stati Uniti, perché Israele, oltre ad essere un alleato, è in conflitto con l'Iran, un paese che ha cercato di mettere fine alla vita del presidente Trump, e un paese che ha hackerato in maniera, in questo caso, purtroppo il presidente Trump all'epoca delle elezioni del 2024 con successo, il proprio staff, e quindi si cerca di dare un aiuto indiretto, in questo caso a un nemico, a un paese nemico, danneggiando tra l'altro un proprio alleato. E parlando tra l'altro di Stati Uniti, parlando tra l'altro di politica estera, una notizia che potrebbe interessare anche
gli italiani, i giovani italiani, ma anche i giornalisti e gli studenti italiani, in questo momento il Dipartimento per quanto riguarda la sicurezza nazionale sta vedendo, tra l'altro, di stringere i requisiti per quanto riguarda gli studenti internazionali, ma anche per gli scambi culturali, quindi tutto ciò che riguarda purtroppo i giovani, ma altra notizia per invece i giornalisti è che anche i media saranno molto regolamentati e saranno ancora più stringenti quindi i requisiti per il visto per giornalisti stranieri. Ma andando avanti con le notizie, si parla di elezioni di medio termine, si parla assolutamente di un Trump che ovviamente vuole far vincere le proprie elezioni, soprattutto ai propri delfini, ma principalmente al Partito Repubblicano. Ecco, quindi parliamo di un Trump che negli ultimi giorni ha citato tante sue idee chiare per quanto riguarda le elezioni, su quanto possono essere state truccate, secondo lui, da attacchi da parte della Cina, del Venezuela nel 2020, ad esempio, e secondo Donald Trump sono riusciti a votare anche persone che non erano cittadine americane, proprio tramite quelle macchine elettorali automatiche che, secondo il presidente Trump, sono state manipolate soprattutto dal allora Venezuela di Maduro, un Venezuela che tra l'altro oltre ai conflitti ovviamente politici, per Donald Trump aveva anche volontariamente infestato gli Stati Uniti con i gang della, ricorderete, la gang pericolosissima Tren de Agua. Quindi parliamo di un Donald Trump che sta cercando di mettere a punto ogni suo importante parola riguardo questi casi molto complicati, ma attenzione perché parlando sempre di Stati Uniti e parlando sempre di sicurezza, in questo caso nazionale, gli agenti dedicati alla polizia dell'immigrazione ICE, oltre a vestire indossare le cosiddette body cameras, quelle camere ovviamente che vengono accese durante tutto il loro operato, secondo l'ordine del direttiva dello zar del confine, quindi sempre secondo quindi parte dei cattivoni dell'amministrazione di Donald Trump, ha dichiarato che anche quando fermeranno i veicoli, gli stessi agenti dell'ICE dovranno indossare queste bodycam, quindi soprattutto per cercare di togliere anche questa percezione negativa probabilmente che hanno nei loro confronti, anche perché ci sono stati dei conflitti a fuoco nel corso di questi mesi, da gennaio 2025, l'abbiamo visto anche più volte qui in questa rubrica, circa 7 persone per ora da gennaio 2025. Ovviamente se uno pensa all'infinità delle problematiche e l'infinità in generale degli Stati Uniti, è una cifra bassissima, però sempre meglio cercare di ridurla a zero. E l'altra notizia, tra l'altro, parlando di sicurezza nazionale, parlando di economia, è quello che sta avvenendo tra Stati Uniti e Canada per quanto riguarda gli incendi al confine. Infatti
il presidente Donald Trump ha parlato con il primo ministro canadese Mark Carney, con cui ha avuto anche delle discussioni per i dazi e non solo, ma attenzione, dato che si parla di incendi che sono iniziati secondo Donald Trump in Canada, nonostante le buone relazioni con Kearney, quindi sempre cercando di essere molto, in questo caso, diplomatico, secondo Donald Trump dovrebbero però gli Stati Uniti poter addebitare i danni anche per quanto riguarda l'inquinamento degli incendi allo stesso Canada grazie ad ulteriori dazi, e quindi ovviamente diciamo che i confini fra i due paesi continuano a essere in questo caso infuocati, ovviamente non solo nel pratico ma anche metaforicamente. Ma andando avanti con le notizie, purtroppo a Tucson, in una città dell'Arizona, una città importantissima dell'Arizona, è stato in queste ultime ore una sparatoria che ha portato al ferimento di 10 persone, incluso anche il sospettato. Quindi parliamo sempre purtroppo di Stati Uniti che o è il porto d'armi o è una insicurezza proprio causata anche dagli sconvolgimenti che riguarda l'enorme quantità di immigrazione clandestina negli Stati Uniti, ecco, dipende, ma che sono in difficoltà in questo momento per quanto riguarda la sicurezza. Ma l'altra notizia molto importante anche per quanto riguarda la sicurezza è quello che purtroppo avverrà in Florida con un ciclone che colpirà la Florida all'80% proprio in queste prossime ore, secondo il Centro Nazionale per quanto riguarda il controllo degli uragani. Quindi speriamo ovviamente che non accada, e nel caso ovviamente che accada, che sia qualcosa di molto leggero, ma attenzione con il presidente Donald Trump che nelle ultime ore ha chiesto ufficialmente al Congresso, al Parlamento degli Stati Uniti, di applicare le stesse sanzioni che gli Stati Uniti stanno applicando in questo momento alla Russia anche all'alleato della Russia, Iran, proprio per cercare di diminuire la forza e la macchina da fuoco letteralmente dell'Iran, anche perché si parla purtroppo per gli Stati Uniti della morte di un terzo soldato americano morto in servizio il 18 luglio. Quindi parliamo di una situazione per gli Stati Uniti complicata, nonostante ovviamente siano con un'armata, gli Stati Uniti con un esercito enorme, però ovviamente fanno sempre male queste notizie. Parliamo anche, tra l'altro, di Stati Uniti, parlando di un'ultima notizia in chiusura, con persone che stanno protestando contro i data center, contro queste strutture utilizzate per l'intelligenza artificiale, infrastrutture che aumentano sempre di più e che mettono in difficoltà anche le cittadine americane, o nel caso di installazione vicino alle case delle persone, con continui furti, con continue problematiche anche per quanto riguarda la corrente o la stessa acqua, ma soprattutto si parla ovviamente anche di una violazione per quanto riguarda la libertà personale. Con quest'ultima notizia il sottoscritto vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti, una buona
settimana a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.